Interventi, data la situazione di crisi, non è oggi sufficiente, che fosse in grado di rispondere maggiormente a quella che è la situazione attuale di crisi. C'è anche immediatamente i confidi vigilati, per dire i confidi che sono disciplinati, che sono vigilati da Banca d'Italia, che hanno quindi una mente, poi vedremo Banca Unicredit che partecipa per ogni euro viene messo a disposizione, vediamo poi come attraverso sviluppo più confidi genera 14 euro di finanziamenti nuovi per le imprese. Queste operazioni hanno un vantaggio anche per le banche, quindi queste operazioni consentiranno di andare a finanziare aziende, a ottenere l'intervento più facile delle banche, perché possono essere toccate da lì. Allora, per accedere ai fondi, per aiutare le imprese, per arrivare fino alla banca depositi e prestiti, che se mediamente ognuna di queste 150.000 aziende occupa 5 o 6 persone, e lo devi dire anche al nostro presidente Luca Zaia e a tutta la sua giunta, ai suoi assessori, sia l'inizio di un percorso che va avanti, non ci dobbiamo fermare a questo progetto di bilancio. Come dice Badasso, questa operazione ci permette, in virtù appunto di questa RSI, come diceva il dottor Fabri, di dire agli imprenditori che abbiamo un plafond di 127 milioni di euro che cuba 127 milioni di euro, ma significa per noi finanziamenti cash da 300.000 euro, quindi che anche la finanziaria regionale avrebbe dovuto ritarare la sua azione pensando alla crisi. Sul mercato chi non sa fare l'imprenditore se ne torna a casa. Nel frattempo però c'è un ruolo chiaro delle istituzioni che è quello di darti una mano ad arrivare nel mercato. E devo riconoscere che le banche su moltissime di queste partite, non ultima questa, sono state al nostro fianco. Siamo arrivati all'8,3% di disoccupazione, che significa quasi 170.000 persone non hanno lavoro in questo momento. E se ne sono andate verso l'estero circa 700 imprese quest'anno, dal Veneto verso estero. Va a cubare per noi circa 13.000 posti di lavoro persi anche quest'anno. Se a Roma non vivono di partite IVA, ma di produzione che facciamo noi, bisogna che si sveglino. Ma la verità è che chi produce siamo noi. Noi gli diamo 18 miliardi di tasse all'anno a questi signori. Dobbiamo renderci conto che il primo male della nostra economia è l'iperlegislazione. Ormai siamo peggio della Turchia, ma non lo dico perché abbiamo un PIL che è 8 volte inferiore a quello della Turchia, ma lo dico perché comunque abbiamo oggi affossato ogni forma di iniziativa privata. Avremo comunque un grosso problema, che i lavoratori non possono vivere con 1.000 euro al mese e il costo aziendale di quel lavoratore non può restare 3.000 euro al mese, perché noi stiamo trasferendo ricchezza dall'impresa a Roma, invece noi vogliamo trasferire ricchezza dall'impresa al lavoratore. Questa è la vera sfida, anche di far capire al mondo imprenditoriale veneto che comunque c'è una struttura che cerca di fare l'impossibile, però non abbiamo la bacchetta magica, perché 2.000 miliardi di debito pubblico in questi paesi abbiamo fatto con le pacche sulle spalle. Ci preoccupa non poco la condizione dell'economia che appesa un filo. Cioè, domani mattina, se non ho capito male, avremo anche l'incontro con i presidenti di regione con Bersani. Le nostre due grandi sfide siano quelle di portare il tema patto di stabilità e il tema delle competenze sui territori, il federalismo. Penso che in questo momento il Paese abbia bisogno di un governo, punto. Non possiamo permetterci di tornare ad andare a votare.